cordiale saluto del Palaviena di Selargius, sesta giornata di andata del campionato di Serie A2 femminile. Si sfidano San Salvatore e Itas Alperia Bolzano, una partita molto importante per le due formazioni. Il San Salvatore che è reduce dal successo nel derby contro il Cus Cagliari, successo che gli ha permesso di interrompere la striscia di due sconfitte consecutive. Dall'altra parte invece Bolzano cerca ancora fortuna in terra sarda dopo aver vinto sul campo della Mercede Alghero. Finora l'unico successo in campionato per la formazione altoatesina. La partita che è iniziata con Bolzano che manovra con la giocatrice in maglia numero 11, si tratta di Jasmine Broce, poi il tentativo di combinazione che non va a buon fine con Ivona Matic che era andata a cercare questo pallone, rimessa dal fondo per il San Salvatore, già eseguita con Anna Lussu in possesso del pallone dietro schiena contro Brocio, poi il pallone in un angolo all'indirizzo di Russo che quest'oggi trova il quintetto, poi palla dentro all'indirizzo di Brusa, altra novità in quintetto per coach Fabrizio Staico. È arrivato l'errore dopo il passo d'incrocio, allora parte la transizione di Bolzano, il tiro da 3 punti mandato per aria è sbagliato, rimbalzo lungo controllato ancora una volta da Manuela Brusa e poi il pallone ancora per il play di casa San Salvatore, ovvero Anna Lussu, ancora Lussu in possesso del pallone, in punta c'è poi Francesca Russo, esce dall'altra parte Ala De Pasquale, la partenza in palleggio di De Pasquale, poi palla fuori per Ljubenovic che non ci pensa due volte, prende il tiro da 3 punti ma lo sbaglia, rimbalzo lungo sul quale non riesce ad arrivare nessuna giocatrice del San Salvatore, rimessa dal fondo allora per Bolzano, punteggio che è ancora di 0-0, partita che non si è dunque sbloccata, attente le due difese. Ora manovra Bolzano con Maddalena Ribeiro da Silva, il pallone dall'altra parte per l'iniziativa provata dalla giocatrice Jasmine Broggio, ancora un errore, prosegue questa lunga fase di sterilità offensiva per le due squadre. Brusa prova a fare tutto da sola, qui arriva un nuovo errore, si prova allora a correre dall'altra parte con Bolzano che si affida alla giocatrice in maglia numero 9, si tratta di Cela, poi Ribeiro da Silva fuori e poi nuovamente dentro all'indirizzo di Fal che si mangia un layup facile da sotto, riparte ancora il San Salvatore, il punteggio lo ricordiamo è ancora fermo sullo 0-0, non si è ancora segnato qui al Palaviena, prova a sbloccare ora il San Salvatore con Russo, palla in angolo per Lussu, buona la partenza e poi palla dentro per Ljubenovic, ennesimo errore della partita. Fall dall'altra parte prova a correre per Bolzano, palla dentro per Matic che realizza finalmente il primo canestro di questa partita, dunque la lunga croata, nuovo arrivo in casa Bolzano, riesce a trovare i primi 2 punti di questa partita, tornata in Italia dopo la parentesi tedesca con la canotta del Keltern Ivona Matic, a lei che si affidano gran parte delle speranze, salvezza del Bolzano, qui errore da 3 punti di Russo, rimbalzo però ottimo per Manuela Brusa che tiene vivo per il San Salvatore, ora Lussu sul settore di sinistra, dall'altra parte cercata Ljubenovic, ribaltamento di lato ben eseguito per Francesca Russo che si prende la penetrazione con la mano destra e manda a referto il canestro della parità. San Salvatore a quota 2, dall'altra parte Bolzano ha già chiamato lo schema pugno, il pallone che è in possesso di Cela, Lussu però va a strapparle il pallone dalle mani, poi si getta a terra De Pasquale, perfeziona il recupero, ancora Anna Lussu, corre ancora Lussu, il pallone per mettere in ritmo De Pasquale, non trova però lo spazio per il tiro, si va da Ljubenovic, poi ancora Russo in punta, Brusa provava a prendere posizione, sbaglia canestro, qui non riesce a tenere la sfera, Bolzano corre con la palla in angolo per Ribeiro da Silva, chiude il palleggio, si torna fuori da Fall, a un mismatch con Ljubenovic, vediamo se l'attacca, accetta poi il cambio difensivo Russo, si torna dentro qui con Cela, ottimo il passo d'incrocio, il tiro però non è fortunato nemmeno in questa circostanza, si trattava di Broggio e non di Cela nell'ultima circostanza, qui un ribaltamento che però Ada De Pasquale non può ricevere, si riprende con una rimessa dal lato in favore di Bolzano, ancora
la formazione biancorossa che si affida alle mani di Cela, e poi c'è Ivona Matic che fa circolare dall'altra parte per Ribeiro da Silva, l'arresto di Ribeiro da Silva. Matic affrontata da Ljubenovic che le concede lo spazio per il tiro, vuole andare però spalla a canestro la croata, il tiro appoggiato al vetro, non trova fortuna, Ljubenovic riparte, il pallone per De Pasquale, poi Russo dentro ancora per il taglio di Ljubenovic, l'idea era buona qui per Brusa che non riesce a trovare lo spazio per il tiro da 3 punti se lo prende poi Ada De Pasquale che però lo manda sul secondo ferro, qui allunga le braccia e intercetta il pallone Anna Lussu, ancora Lussu che qui manda al bar la sua avversaria e deposita a canestro il quarto punto della partita del San Salvatore, che dunque sorpassa sul punteggio di 4-2. Bolzano qui con Ribeiro da Silva, 5-20 per chiudere il primo quarto, lotta a rimbalzo Ljubenovic, riparte il contropiede del San Salvatore, qui persa completamente Ada De Pasquale, time out in campo, lo ha chiamato il tecnico di Bolzano Maurizio Travaglini. Si torna a giocare al Palaviena di Selargius, più 4 San Salvatore, 6-2 il punteggio quando siamo ormai a metà del primo quarto. Allunga la difesa, la formazione giallonera, qui la rimessa all'indirizzo di Cela che porta il pallone in zona offensiva, affrontata da Anna Lussu, mano sinistra per Cela che poi prova a innescare dall'altra parte Breggio, il tentativo di scarico intercettato da Ljubenovic, riparte ancora il San Salvatore con Russo non trova lo spazio per andare dentro contro Matic che le ostruisce anche la linea di passaggio. De Pasquale per la ricezione profonda di Ljubenovic, c'è il fallo in attacco però per la giocatrice slovena, fallo in attacco segnalato dalla signora Dora Natale che arbitra questo match assieme ad Alberto Morassutti di Sassari, rimessa dal fondo già eseguita da Bolzano Maddalena Ribeiro da Silva, la playmaker di Bolzano che porta il pallone in zona d'attacco, su di lei la difesa di Russo, poi c'è Safifa che cerca il varco per la penetrazione, presa in consegna da De Pasquale, il pallone che torna fuori ancora per Ribeiro da Silva, ancora uno scarico per Cela, in questo caso capisce tutto per Ada De Pasquale che è già ripartita, pallone in angolo per Lussu osserva il piazzamento delle compagne, torna fuori dove c'è Francesca Russo, poi palla dentro all'improvviso per Brusa che però non riesce a intercettare questo passaggio, fall dall'altra parte, qui si fa soffiare il pallone, si corre tantissimo in questo inizio di partita con il San Salvatore che è già tornato nella metacampo offensiva, il pallone nelle mani di Ada De Pasquale, presa in consegna da Cela, poi Ljubenovic lungo la linea di fondo trova lo spazio per il tiro, non riesce però a trovare il layup da sotto. Bolzano che attacca ora con fall, 3:50 per chiudere il primo quarto, sempre 6-2 per il San Salvatore. Maddalena Ribeiro da Silva con uno step back e poi il tiro che si infrange però sul primo ferro, rimbalzo controllato dal San Salvatore, ora ancora in attacco con Lussu, si propone Russo, non riceve, si va invece in post da Brusa, ottima la partenza, spalle a canestro, il giro e tiro però ancora non fortunato per l'ex giocatrice dell'Antonianum Quartus, qui spalle a canestro per Matic, buono l'1 contro 1 di Matic che accorcia per Bolzano sul -2, 6-4 ora il punteggio al Palaviena, 3 minuti 10 secondi prima del primo mini intervallo. Russo, qui stoppata da Ivona Matic che rispedisce il pallone al mittente. Ottima la giocata difensiva qui da parte della croata, cambio per Bolzano, esce fall, vedremo tra qualche istante quale sarà la giocatrice scelta da coach Travaglini per questo ingresso in campo. Dovrebbe trattarsi della giocatrice in maglia numero 14 Alexia Desaler, rimessa dal fondo per il San Salvatore, sempre sul +2, 6-4 il punteggio, 3 minuti 5 secondi invece per chiudere il primo quarto al Palaviena. Il gioco di blocchi per provare a smarcare Ljubenovic, riceve invece in punta Lussu ancora in possesso della sfera, la finta e poi il pallone per De Pasquale, sale Brusa per il blocco su De Pasquale, deve affrettarsi il San Salvatore che qui
perde ancora il pallone, già ripartita Bolzano qui con la giocatrice in maglia numero 20, si tratta di Giulia Piermattei e non di Alexia Desaler come avevamo erroneamente detto in precedenza. Bolzano con il pallone in angolo qui destinato proprio alla giocatrice in maglia numero 16 Alexa Pobitzer, è rimessa dal lato per le altoatesine. Piermattei dal palleggio con la mano sinistra, si prende l'arresto e tiro, lo manda però sul primo ferro. Anna Lussu poi lascia scorrere il pallone oltre la linea laterale. 2:27 ancora da giocare, punteggio molto basso, 6-4. San Salvatore Russo ha già chiamato lo schema testa, porta lei il pallone in zona d'attacco in questa circostanza, liberando Anna Lussu dai compiti di regia. Lussu che riceve in questo momento, poi si va ancora a cercare Brusa, costretta a tornare fuori da De Pasquale, tiro da 3 punti sbagliato da De Pasquale, prova a toccare a rimbalzo, ci riesce Ljubenovic che poi trova anche il layup che vale il nuovo +4. San Salvatore sul punteggio di 8-4, mancano ora 1 minuto e 53 secondi prima di chiudere il primo quarto. Matic con la mano destra sbaglia, qui tocca a rimbalzo De Pasquale, l'ultimo tocco è il suo, si riprenderà con una rimessa dal fondo ancora per Bolzano che arrivava su questo campo con una sola vittoria in stagione, come detto in precedenza, contro la Mercedes Alghero, vittoria datata 29 ottobre. Prima di quella partita e dopo solamente sconfitte per le ragazze allenate da coach Maurizio Travaglini, che in questa stagione post retrocessione, post anche ovviamente ripescaggio, cercano la salvezza nel campionato di Serie A2 femminile. Russo dall'altra parte per il San Salvatore, costretto a tornare fuori dalla buona difesa di Bolzano, tiro da 3 punti mandato a segno qui da Lussu, canestro dell'11-4. San Salvatore che dunque prova ad allungare per la prima volta in questa partita. Fallo qui di Russo, proprio l'autrice del canestro in precedenza. Fallo su Ribeiro da Silva e la rimessa già eseguita da Bolzano con Safifalli in possesso del pallone, palla dall'altra parte, poi per il tiro da 3 punti preso e sbagliato da Bolzano, si lotta a terra con De Pasquale che riesce a mantenere il possesso per il San Salvatore a 1 minuto esatto dal termine del primo quarto. Rimessa per le giallonere eseguita proprio da De Pasquale, il pallone per Lussu che lo porta poi in zona d'attacco, presa in consegna da Cela, ancora Lussu con la mano destra cerca il corridoio di penetrazione, poi prova lo scarico all'ultimo istante per la nuova entrata Michela Laccorte, capisce tutto la difesa di Bolzano che torna in attacco con l'arresto e tiro vincente, in questo caso preso da Cela, punto numero 6 per le altoatesine. Dall'altra parte Laccorte in possesso della sfera, presa in consegna da Piermattei, poi Brusa che va a bloccare per Ljubenovic, lontano dal canestro il passaggio della slovena per Lussu e poi ancora Brusa, il tiro della media distanza sul primo ferro, gran rimbalzo offensivo però di Ana Ljubenovic che poi subisce il fallo di Pobitzer, rimessa dal fondo per il San Salvatore. Ljubenovic in angolo, 15 secondi per il tiro del San Salvatore. Lussu sul blocco di Brusa, ancora Lussu, lo show difensivo di Pobitzer, il pallone in angolo per De Pasquale da 3 punti. De Pasquale non trova fortuna, vediamo se c'è spazio per un ultimo tiro da parte di Bolzano proprio sulla sirena, la preghiera che però non trova fortuna dopo i primi 10 minuti di gioco. Allora il San Salvatore è avanti su Bolzano con il punteggio di 11-6. La ripresa del gioco, la palla viene a Lisselargius dopo i primi 10 minuti, davanti c'è il San Salvatore con il punteggio di 11-6. San Salvatore che in questa partita, lo avrete già notato, deve fare a meno di Cinzia Rioli, vittima di alcuni problemi fisici alla vigilia che non le hanno permesso di essere parte di questa partita. È presente in panchina ma solo a onor di firma l'ex capitano del Cuscagliari. Secondo quarto che è iniziato, qui la stoppata di Brusa sul tiro preso da Piermattei. Ottima la presenza difensiva da parte dell'ex giocatrice dell'Antonianum. 9:45 prima
prima dell'intervallo lungo, rimessa dal fondo per il San Salvatore con Bolzano che allunga ancora la difesa nel tentativo di recuperare questo parziale negativo. Anna Lussu in possesso del pallone, come sempre velocissima il capitano del San Salvatore con la gestione di questo pallone in zona offensiva, pressione anche sull'accordo, poi il pallone in direzione di De Pasquale, prova a prendere posizione Brusa, non viene però servita, riceve invece il pallone in questo istante Brusa che poi finisce col perderlo, parte Bolzano con Pier Mattei, il pallone ora in possesso di De Saler, entrata in campo nel frattempo per coach Travaglini, palla persa però qui dalla formazione Alto Tesina, si arrabbia in panchina proprio coach Travaglini, rimessa dal fondo per il San Salvatore con un cambio anche per coach Staico, è uscita Brusa, è entrata sul campo Delia Gagliano che eravamo abituati a vedere in quintetto nel corso delle precedenti uscite del San Salvatore. Lussu con la mano destra, il pallone fuori poi proprio per Delia Gagliano, si va a cercare fuori dall'arco De Pasquale, poi dentro per la ricezione profonda di Ljubenovic, vantaggioso il suo accoppiamento difensivo con il fallo della playmaker di Bolzano, qui l'accordo è buono, il suo tentativo con la mano sinistra non trova fortuna e poi da 3 punti colpisce il San Salvatore proprio con Ljubenovic, il primo canestro di questo secondo quarto, 14-6, ora il punteggio per le giallonere che devono difendere forte su questo attacco di Matic, airball per la croata, rimbalzo recuperato da Gagliano che poi porge il pallone all'accorte con la mano destra costretta ad arrestarsi, attende l'uscita dei blocchi di Lussu che riceve in questo istante il pallone che circola ancora fuori dall'arco per De Pasquale, il canestro che dovrebbe essere buono, canestro per Ada De Pasquale con fallo, dunque San Salvatore che tocca il più 10 sul 16-6, canestro per Ada De Pasquale che avrà a disposizione anche un tiro libero aggiuntivo, il pallone ora per la giocatrice Campana che può cercare di trasformare, errore ma c'è il rimbalzo di Ljubenovic che tiene lì il pallone, l'ultimo tocco qui è di una giocatrice di Bolzano, rimessa dal lato, cambio ancora per coach Travaglini che sta cercando in tutti i modi di trovare la giusta soluzione per riportarsi a contatto, torna sul parquet Maddalena Ribeiro da Silva, rimessa dal fondo per il San Salvatore, chiama palla a gran voce Lussu, riceve invece Ljubenovic, tiro preso dall'angolo da De Pasquale, mandato a segno, ora a quota 19 il San Salvatore più 13 su Bolzano, 19-6 il punteggio, Fall qui riesce finalmente a trovare 2 punti. Canestro del 19-8, l'accordo dall'altra parte per Lussu, poi il pallone in gomito per Ljubenovic che apre a sua volta l'indirizzo della giocatrice in maglia numero 15, si tratta di Delia Gagliano che però ha sbagliato il tiro da 3 punti, ancora il San Salvatore con De Pasquale, qui cercava uno scarico, non lo trova da 3 punti, Lussu ancora a segno, grandinata di triple su Bolzano, punto numero 22 ora per le giallonere che staccano Bolzano, 22-8 il punteggio, Ribeiro da Silva prova a dare uno scossone a Bolzano, il gioco a 2 con Fall, poi palla dentro per una stoppata ancora terrificante di Ljubenovic, transizione San Salvatore con Lussu dentro a tutta velocità, lo scarico poi per Gagliano, ma prima c'era stato il fallo della difesa rimessa dal fondo per il San Salvatore in vantaggio, lo ricordiamo sul punteggio di 22-8, Ljubenovic in punta dentro per Gagliano, l'1 contro 1 nel pitturato della giocatrice algherese che trova la via del canestro, 24 San Salvatore, 8 Bolzano, frattura netta ora nel punteggio, Ribeiro da Silva per Matic, da 3 punti Matic di tabella, non trova la via del canestro, ha recuperato l'accorte, in attacco ora il San Salvatore con l'accorte, minuti importanti per lei in uscita dalla panchina, Russo che è tornata nel frattempo in campo, ancora per l'accordo da 3 punti con la mano sinistra, stavolta non trova la via del canestro, Fall lascia scorrere la sfera, rimessa già eseguita da Bolzano con Ribeiro da Silva ora che chiama lo schema in zona d'attacco, 6 minuti e 33 secondi per chiudere il primo tempo, il pallone
manovrato in attacco dalla formazione alto-atesina con Matic che si propone per la ricezione spalle a canestro, si torna fuori dove c'è Ribeiro da Silva che attacca Russo dal palleggio, fuori per Falla, un passo dall'intercetto, Lussu, un intercetto perfezionato poi da Gagliano, in attacco il San Salvatore con Lussu che cede il pallone a Russo, scambiano ancora le due, prova a prendere posizione Gagliano, Russo lungo la linea di fondo, costretto ad arrestarsi, si torna da Gagliano che riparte il lato per la Corte, extra passaggio per Ljubenovic, ancora da 3 punti, 27-8 il punteggio ora in favore del San Salvatore che davvero prende il largo nel corso di questo match, prestazione importante finora sui due lati del campo per le ragazze di coach Fabrizio Staico che stanno provando tanti tiri aperti e di ottima qualità oltre l'arco. Ora fall per Bolzano lungo la linea di fondo, buono il suo 1 contro 1, canestro del 27-10, accorcia sul meno 17 ora Bolzano, Russo in angolo per Ljubenovic, si propone Gagliano, il pallone che circola oltre l'arco per la Corte, lo scarico fuori per la partenza di Russo, poi Gagliano ancora con la mano sinistra, fischio arbitrale, fallo della difesa, fallo commesso in particolare da Cela e rimessa in attacco per il San Salvatore a 5 minuti e 16 secondi dal termine del secondo quarto. Nuovo ingresso ancora per coach Staico che ha spedito sul parquet la giovanissima classe 2000 Francesca Mura, tiro da 3 punti ora per Russo, secondo ferro, si prova a lottare, a rimbalza ancora con la Corte che insegue il pallone, stavolta senza successo, rimessa dal fondo per Bolzano. San Salvatore in controllo assoluto della partita a metà del secondo quarto, 27-10 più 17, il pallone ora gestito da Bolzano con la Corte che va a difendere forte su Cela, l'ultimo tocco è il suo, rimessa dal lato per le biancorosse, 4:57 prima di andare all'intervallo lungo, il pallone per Ribeiro da Silva sul blocco di Falla, ancora da Silva con la mano sinistra, poi Cela sporca il pallone solo per un attimo la Corte, fall, arresto e tiro da 3 punti per Safi, fall, errore ma c'è l'ottimo rimbalzo di Cela, il tiro che però non trova fortuna, ancora Fall che recupera la sfera, Matic qui sporca il pallone, Gagliano, Russo a difendere forte, poi il tiro dalla lunga tentato ancora da Bolzano che tiene ancora il pallone in virtù di un nuovo rimbalzo offensivo, prova a portare un po' di calma ora Maddalena Ribeiro da Silva, il blocco di Fall che poi rolla dentro, legge però molto bene il taglio, Gagliano che recupera questo pallone, attacca il San Salvatore con la Corte, il pallone dentro per il taglio di Gagliano che trova il tiro in allontanamento, non riesce però a trovare i 2 punti la giocatrice ex Mercedes Aguero, Matic, buono il giro sul ferro, arriva un errore però anche per lei, si lotta su questo pallone vagante con Ljubenovic che fa a sportellate con Ribeiro da Silva, fischio arbitrale, gioco che riprende con una rimessa dal lato in favore del San Salvatore, Russo a eseguire 3:53 prima di andare al riposo lungo, Russo quest'oggi partita in quintetto nelle fila del San Salvatore, quintetto di coach Staico con 2 novità, una proprio Russo, l'altra Manuela Brusa, quintetto che è cambiato gioco forza vista l'assenza di Cinzia Ariori, qui spalle a canestro proprio Russo, prova ad attaccare la sua avversaria, il passo d'incrocio è davvero eseguito magistralmente dalla giocatrice ex Battipaglia e Salerno che trova il canestro con fallo, gran giocato ancora di Francesca Russo che si presenta a questa partita come miglior realizzatrice nelle fila del San Salvatore, 29esimo punto della partita delle giallonere che tornano così sul più 19, libero aggiuntivo a segno per Russo, allora punto numero 30 per la compagine Selargina, più 20 qui De Saler dentro per Ribeiro da Silva che riesce in qualche modo ad arpionare questo pallone ma arriva ovunque davvero la difesa del San Salvatore, qui il pallone per Francesca Mura, lay-up comodo con la mano sinistra, i primi 2 punti della partita anche per Francesca Mura, 32-10, davvero sta assumendo contorni importanti questo margine di vantaggio guadagnato dal San Salvatore subito a inizio partita con una difesa davvero molto aggressiva. Le ragazze di coach Staico hanno fin da subito preso possesso di questa partita, qui c'è un fischio per sanzionare il fallo di Ana Ljubenovic che si accusa
del fallo, rimessa dal lato per Bolzano con il pallone consegnato. Ora per la rimessa in gioco Maddalena Ribeiro da Silva, controllata da Mura, il gioco a due con Falle, poi Falle che prova ad andare 1 contro 1 con Gagliano, qui perde il controllo della sfera la giocatrice di Bolzano, una delle più esperte giocatrici della compagine altoatesina, Safi Fall, che è classe 1989. Manovra il San Salvatore in attacco con Brusa che nel frattempo è tornata sul parquet, qui fallo sull'iniziativa dal palleggio di Michela Laccorte, spinge la sua diretta avversario, viene sanzionata dal fallo, 2 liberi per Michela Laccorte, il primo è assegno, punto numero 33 allora per il San Salvatore. Ancora Michela Laccorte che segna anche il secondo libero, 34 il tabellone recita per il San Salvatore, 10 invece per Bolzano, qui il possesso gestito da Pier Mattei, poi Matic che prova a battere dal palleggio, Brusa ancora tiene molto bene la difesa di Manuela Brusa, qui rischia di perdere il pallone, Laccorte si getta a Brusa ma non riesce a recuperare la sfera, palla persa dal San Salvatore, poi arriva anche il fallo per la rimessa dal fondo in favore delle biancorosse, prova a smarcarsi Ribeiro da Silva, riceve invece Cela in un angolo, ancora Cela, poi Matic che fa circolare l'indirizzo di Cela, in precedenza si trattava allora di Pier Mattei, poi il fallo su la giocatrice in maglia numero 9 di Bolzano, 2-11 prima di andare al riposo lungo, ci sono liberi per Xovana Cela, giocatrice in maglia numero 9 della Ita Salperia Bolzano, a segno il primo libero, punto numero 11 di Bolzano contro i 34 del San Salvatore, 2 su 2 dalla lunetta per Cela, allora 34-12 ora il punteggio, Laccorte in possesso della sfera, la cede poi a Lussu, ancora Lussu, qui si torna fuori da Gagliano, mano sinistra per Gagliano, vuole andare dentro Gagliano, costretta ad arrestarsi, poi Brusa per Russo in angolo, tiro da 3 punti sbagliato, si lotta a rimbalzo, Gagliano trova il pallone, corregge dopo l'errore della compagna, punto numero 36, allora più 24 San Salvatore, 36-12, qui c'è il fallo su Ivona Matic a 1 minuto e 36 secondi dal termine del secondo quarto di gioco, qui al Palavienna di Selargius, rimessa dal fondo per Bolzano, fischio arbitrale in questo istante, si può riprendere a giocare il pallone fuori per Bolzano con Cela che scambia con Pier Mattei, arresto e tiro per Pier Mattei dalla media distanza, errore a Matic, a rimbalzo non riesce a correggere, poi arriva il fallo su Brusa che può andare in lunetta con 2 liberi, Manuela Brusa che sbaglia però la prima conclusione a cronometro fermo, Manuela Brusa giocatrice classe 1997, 0 su 2 per lei dalla lunetta, Bolzano che però si fa soffiare il pallone subito, contropiede facile per Russo che realizza con la mano sinistra, 38 ora per il San Salvatore, 12 per Bolzano, più 26, San Salvatore in assoluto dominio di questa partita quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto del secondo quarto, Matic spalle a canestro, 1 contro 1 vincente ora per Ivona Matic, 38-14, prova faticosamente a rimanere agganciato a questa partita il Basket Club Bolzano, Mura in attacco per il San Salvatore, Gagliano spalle a canestro, scambia ancora con Mura, infrazione di passi però per la giovanissima giocatrice cresciuta nel settore giovanile del San Salvatore, 43 secondi 6 decimi per chiudere il secondo quarto al Palavienna di Selargius, ora Ribeiro da Silva fermata anche lei per infrazione di passi, dunque è palla persa da Bolzano, 37 secondi 7 decimi, San Salvatore che ovviamente non potrà andare fino in fondo in questo secondo quarto, Laccorte contro la pressione del Bolzano perde il pallone, poi fallo antisportivo combinato alla stessa Michela Laccorte, fischio arbitrale
ai danni della giocatrice classe 1990 del San Salvatore, poi sbaglia dalla lunetta Maddalena Ribeiro da Silva. 28 secondi 6 decimi più 24 San Salvatore, 0-2, non riesce ad amministrare nel migliore dei modi questo fallo antisportivo. Bolzano che cercava disperatamente di ricucire. Coach Staiko nel frattempo ha spedito sul parquet anche Denise Pina, altra giovanissima, lei ancora più giovane di Mura, è classe 2001, quest'anno ha ottenuto la deroga per poter partecipare al campionato di Serie A2 femminile. Qui Bolzano con il pallone fuori per Broggio che non trova fortuna con questa iniziativa offensiva. 10 secondi per il tiro del San Salvatore, prova a chiudere con successo la formazione giallo-nera. Gran circolazione offensiva per Brusa che però rifiuta il tiro lo prende Gagliano, errore per Gagliano. Allora dopo i primi 20 minuti di gioco davanti c'è il San Salvatore sul 38-14. È iniziato il secondo tempo al Palaviena di Selarcius, il punteggio dopo i primi 20 minuti vede avanti la ragazza di coach Fabrizio Staiko con il punteggio di 38-14. Qui è arrivato subito un canestro, il punto numero 40 mandato a segno da Francesca Russo, dall'altra parte Bolzano con palle, ora fuori Maddalena Ribeiro da Silva, mano sinistra costretta a fermare il palleggio, poi il pallone intercettato da Russo che si lancia in contropiede accompagnata da Lussu, non arriva il canestro però per la giocatrice, è arrivata nel corso dell'estate al San Salvatore, è rimessa dal fondo ora per Bolzano. 9-23 al termine del terzo quarto, 40-14 e questo il punteggio. Ora fall dal palleggio, ancora la playmaker di Bolzano sul blocco di Matic, il pallone poi dentro per il tiro comodo da sotto mandato a segno da Cela. Il punto numero 16 di Bolzano che qui va subito a recuperare un altro pallone e a realizzare il 18° punto della sua partita con Ribeiro da Silva in campo. Ora per coach Staiko c'è Giulia Lai che cede il pallone all'indirizzo di Manuela Brusa, va dentro Brusa, lo scarico che poi era destinato proprio a Lai, capisce tutto Bolzano che prova a partire forte in questo secondo tempo. Qui l'ottima finta di Ribeiro da Silva per il canestro del 40-20, dunque meno 20 Bolzano che aveva chiuso sul 40-18 il primo tempo, parziale aperto di 6-0 per le altoatesine. Lussu, ottimo scarico per Lai e poi la penetrazione di Brusa fermata fallosamente dalla difesa di Bolzano. Rimessa dal fondo per il San Salvatore con Russo a eseguire, pallone fuori per Lai, ancora Lai dal palleggio, fa circolare per Lussu. C'è ora Francesca Russo che prova a partire in palleggio, prende il centro dell'area, fermata dal fallo evidente commesso da Broggio, 2 liberi per Russo che può andare dunque in lunetta con 8 minuti e 10 secondi ancora da giocare nel terzo quarto. Russo segna il primo libero, punto numero 41 del San Salvatore che dunque si sblocca in questo secondo tempo. Ancora Russo dalla lunetta, 2-2 per lei, 42-20, ripristinato il più 22 San Salvatore. Bolzano dall'altra parte con il possesso qui gestito da Povitzer, attacca ora Ribeiro da Silva, fermata per un istante soltanto però da Lussu. Ora circola il pallone con Broggio in possesso della sfera, cercava poi lo scarico sotto canestro all'indirizzo di Povitzer, a rischio anche infrazione di passi. Qui scade il cronometro dei 24 secondi prima che Ivona Matic riesca a trovare un tiro, palla recuperata dal San Salvatore. 42-20, il punteggio non è cambiato, 7 minuti 45 secondi per chiudere il terzo quarto di gioco al Palaviena. San Salvatore a caccia della quarta vittoria in questa stagione. Lai ora a eseguire la rimessa, il pallone per Lussu che però non può ricevere sulla pressione di Bolzano, allora arriva in suo aiuto Russo che porta il pallone nella metacampo offensiva, ancora in possesso del pallone l'ex giocatrice di Battipaglia, palla sotto di Ljubenovic proprio
per Russo, che qui fa saltare la sua avversaria diretta e per poco non trova il gioco da 3 punti. 2 liberi per Francesca Russo, ancora in lunetta, canestro ancora per lei, il terzo punto di fila dalla lunetta per Russo, 2 su 2, 44-20. Allora il punteggio per il San Salvatore. Rimessa dal fondo, eseguita da Bolzano, qui con Cela in possesso della sfera, attaccata da Life, palla canestro, c'è Matic, il giro sul perno, il canestro ottimo provato da Ivona Matic, 44-22, giocatrice di grande spessore tecnico oltre che di impatto fisico. Ivona Matic, Ljubenovic per Lai, sulla pressione di Bolzano, il pallone in punta per Russo, il blocco di Ljubenovic, si torna fuori da Lai, poi dentro da Ljubenovic, messa in ritmo Lussu per il tiro da 3 punti, molto corto, però stavolta non riesce poi a trovare il pallone andandolo a inseguire Anna Lussu, rimessa dal fondo per Bolzano, 6,54 per chiudere il terzo quarto, sempre 44-22 in favore del San Salvatore. Rimessa eseguita per Maddalena Ribeiro da Silva, ancora la Silva sul pallone, poi Matic dentro, qui lo scarico sotto per Broggio, il tiro sbagliato, rimbalzo di Russo che deve districarsi contro 2 avversari e subisce anche il fallo che permette al San Salvatore di rimettere dal lato. Ora là in possesso del pallone, non riceve Lussu, si torna in punta da Ljubenovic, pallone ancora per Lai da 3 punti, Giulia Lai, secondo ferro, rimbalzo ottimo di Brusa, extra possesso San Salvatore ora con Ljubenovic, il pallone fuori ancora per Lussu, ancora da 3 punti, stavolta arriva il canestro del 47-22 più 25, San Salvatore sempre in controllo nonostante quella fiammata offensiva di Bolzano con quel parziale di 6-0 in apertura di terzo quarto. Matic in punta, il taglio non servito di Cela, il backdoor di Broggio, anche lei però non servita, si va alla Cela, il passaggio però è fuori misura, il San Salvatore che può rimettere dal fondo con Lai che serve Lussu, chiamato lo schema a testa da parte del capitano del San Salvatore, preso in consegna da Cela, il blocco e poi la ricezione di Manuela Brusa, sporca il pallone Povitzer e poi ancora Giulia Lai in possesso della sfera, arriva fuori dai blocchi Francesca Russo, il pallone poi intercettato da Ivona Matic che si lancia in contropiede, ancora Matic che prova a battere dal palleggio, Lussu, arriva però l'intervento difensivo di Russo che devia il pallone, rimesso dal fondo per Bolzano, 5 minuti 28 secondi per chiudere il terzo quarto, 47 San Salvatore, 22 Bolzano, 18 secondi per il tiro della compagine bolzanina a braccio esterno, un po' sospetto qui per Broggio, poi c'è la fuori da Pier Mattei, tiro da 3 punti con spazio sbagliato, rimbalzo di Manuela Brusa, prova a correre ora Manuela Brusa, in attacco il San Salvatore con Ljubenovic comodo, il suo piazzato dall'angolo sbagliato, rimbalzo già conquistato ora dal Basket Club Bolzano con Pier Mattei, arresta il palleggio Pier Mattei, cerca e trova Matic, poi il pallone che arriva nelle mani di Cela non presa in consegna da nessuno, dimenticata totalmente dalla difesa del San Salvatore, può con grande comodità mandare al referto la tripla del 47-25, qui errore con Ljubenovic che non si è capita con la sua compagna, uscita sul perimetro che è mancata in questo caso nella difesa del San Salvatore. Ora Brusa che con tanti palleggi cerca l'iniziativa personale, trova il fallo della difesa, 2 liberi per Manuela Brusa, 4 minuti e 35 secondi dal termine del terzo quarto, qui al parapiena di Selargius, fallo che manderà in lunetta Manuela Brusa, giunta in estate dall'Antonianum. Manuela Brusa classe 97, qui in lunetta con il primo libero che va a segno, 48-25, ancora una chance a cronometro fermo per Manuela Brusa che realizza anche il secondo tiro libero, allora 49-25 per il San Salvatore. Pier Mattei dall'altra parte per Bolzano, sulla difesa di Michela Lacorte che nel frattempo è tornato in campo per coach Fabrizio Staico. Matic prova a sfidare lontano da canestro, Ljubenovic la lascia sul posto con la virata e realizza un gran canestro, 49-27. Ora
in favore sempre del San Salvatore, in vantaggio di 22 lunghezze, rimessa dal lato dopo il time out di cui si incarica Anna De Pasquale. Ricezione ora per Michela Laccorte con la mano destra. Laccorte presa in consegna da Broggio, anzi si tratta della numero 13 Alice Lorenzi, entrata in campo per coach Travaglini. 5 secondi, ora 4 per il tiro del San Salvatore da 3 punti, ci prova Lai, solo tabellone, recupera il pallone Ivana Matic, può partire la transizione di Bolzano ora con Pier Mattei sulla difesa di Michela Raccorte, arriva Matic per il blocco, mano destra per Pier Mattei, poi spalla canestro Matic, il tiro in allontanamento, gran canestro ancora con classe per la croata, 49-29 meno 20. Bolzano ora che prova disperatamente a riportarsi in partita, il San Salvatore ha bisogno di ritrovare punti. Ora il pallone gestito da Lai, fuori dal perimetro Giulia Lai, ora Ljubenovic che prova a partire lontano da canestro contro Matic, tiro sbagliato poi dal San Salvatore, rimbalzo recuperato qui da Cela per Bolzano, Cela il pallone poi gestito da Ribeiro da Silva, fuori si va da Pier Mattei, arriva dall'altra parte ancora Cela sul blocco granitico di Matic che le crea lo spazio per il tiro, 49-31, continua ad accorciare Bolzano. Il San Salvatore in attacco ora con Michela Raccorte in punta, il pallone in angolo per il tiro dalla lunga distanza di Ljubenovic che è sfortunata in questa circostanza, non trova la via del canestro, allora Bolzano già dall'altra parte con Cela che cerca un altro tentativo con la mano destra, errore, rimbalzo di Ljubenovic e poi il pallone gestito da Giulia Lai, chiamato lo schema dal playmaker di casa San Salvatore. Ljubenovic che fa circolare per Michela Raccorte, sale fuori ancora Giulia Lai, 10 secondi per il tiro dal San Salvatore, si propone Brusa nel pitturato, non riceve Michela Raccorte, sulla virata trova finalmente il canestro del 51-31 più 20, ripristinato allora dal San Salvatore che mantiene a distanza di sicurezza Bolzano. Il pallone fuori per Pier Mattei, attacca la compagine Aldo Atesina sul pick and roll tra Pier Mattei e Matic, tiro da 3 punti, preso e sbagliato, a rimbalzo tocca e riesce a controllare il San Salvatore con Lai, si lancia in contropiede dall'altra parte De Pasquale che però non riesce a trovare la via del canestro, dietro la schiena ancora con grande padronanza tecnica Ivona Matic, si arresta poi attende l'arrivo delle compagne, il pallone consegnato a Pier Mattei, il blocco di Ivona Matic, poi il pallone sul perimetro per il tiro da 3 punti di Cela, un mattone per Cela, rimbalzo di Brusa, può ripartire il San Salvatore ancora con Giulia Lai. Il pallone poi dentro l'indirizzo di Ljubenovic, 1 minuto 8 secondi per chiudere il terzo quarto al Parabienna di Selargius, la partenza ancora lontano da canestro per Ljubenovic che segna con il fallo e avrà a disposizione il libero supplementare, 53-31 ora per il San Salvatore con Ljubenovic che è in lunetta per il libero aggiuntivo, libero sbagliato, rimbalzo conquistato allora da Matic, si rimane sul 53-31, Bolzano che attacca il pallone fuori per Fall che nel frattempo è tornato in campo per coach Travaglini, il giro sul perno, il pallone fuori per il tiro dalla media distanza realizzato da De Saler nelle fila di Bolzano, si accorcia allora il punteggio, 53-33 ora in favore del San Salvatore. San Salvatore in attacco a 30 secondi dal termine, qui tentavano senza fortuna però la combinazione Ljubenovic e Laccorte, palla persa dalla compagine giallonera, 30 secondi 4 decimi, discrepanza dunque di poco più di 6 secondi tra il cronometro della partita e il cronometro dei 24, qui prova il tiro, lo sbaglia però sfortunata Bolzano, già recuperato Laccorte, può chiudere in attacco il San Salvatore, qui Lai va dentro con la mano destra, canestro di Giulia Lai, punto numero 55 del San Salvatore che ripristina più 22, può prendere l'ultimo tiro del terzo quarto, Bolzano, fallo qui fuori da Matic, il tiro sbagliato, attenzione perché il cronometro non è ancora finito, si spegne in questo istante, finisce il terzo quarto, San Salvatore avanti sul 55-33.
Si torna a giocare al Paravienna di Selargius, più 22 San Salvatore sul punteggio di 55-33, punteggio ormai che lascia tranquille le ragazze di Coach Fabrizio Staico, che salvo clamorose impasse riuscirà a trovare la quarta vittoria in questa stagione. Qui Gagliano in possesso del pallone, tratta in campo anche Laura Palmas per la compagine giallonera. Il tiro da 3 punti preso è sbagliato proprio da Laura Palmas. Prova dall'altra parte a ricucire Bolzano con il pallone ora per Alice Lorenzi, ancora Lorenzi in possesso del pallone ceduto, poi il pallone all'indirizzo di Pobitzer, Fall prova a battere 1 contro 1 De Pasquale, il tiro preso e realizzato da Safi Fall. Prova allora a partire forte nel corso di questo ultimo quarto il Basket Club Bolzano. Gagliano dall'altra parte per Palmas, circola il pallone, qui Palmas cercava il cambio di mano sulla difesa di Alexia De Saler, pallone deviato rimesso dal lato, Palmas che cerca e trova Michela Laccorte, ora attacca ancora il San Salvatore con Palmas, fuori per Gagliano, 4 secondi per il tiro, lo prende, lo manda a segno Delia Gagliano, 58-35, canestro dalla lunga distanza per Delia Gagliano. Dall'altra parte Bolzano proprio con Lorenzi, mano a sinistra per Lorenzi, arresto e tiro dalla media distanza, secondo ferro, rimbalzo conquistato però da Bolzano che lotta su questo pallone con la giocatrice in maglia numero 16, dovrebbe trattarsi proprio di Alexa Pobitzer, che avrà a disposizione dunque 2 tiri liberi. La giocatrice, giovane giocatrice dell'Ita Salperia Bolzano sbaglia però la prima conclusione a cronometro fermo, punteggio che rimane a 35 per Bolzano, ora 36 con questo canestro realizzato da Alexa Pobitzer, rimessa dal fondo ora per il San Salvatore Laccorte in posizione di playmaker. Francesca Mura ribalta il lato ancora per Laccorte, si propone in punta Gagliano che riceve ora Mura, buona la sua partenza in palleggio, cerca il fondo Mura, ottimo lo scarico sotto per il canestro realizzato da Palmas che tiene anche il contatto, voleva un fallo Laura Palmas, non lo ottiene, 60-36 ora il punteggio, manovra in attacco Bolzano con Ribeiro da Silva, il pallone sulla mano sinistra per Maddalena Ribeiro da Silva, il blocco e poi il pallone dentro per Matic che si libera molto bene di Brusa, altro canestro per Ivona Matic che è la miglior realizzatrice di Bolzano fino a questo punto della partita. 60-38 il punteggio, il pallone che circola sul perimetro, poi dentro per il San Salvatore con Brusa che però qui è sfortunata, anzi si trattava di Gagliano, sfortunata, testa la linea di fondo. Dunque palla persa dal San Salvatore a 7 minuti e 27 secondi dal termine del match già abbondantemente scritto con i 2 punti che andranno alla compagine giallonera, quarta vittoria in campionato, 8 punti in classifica per le ragazze di coach Fabrizio Staico che si ripropongono con vigore nella lotta alle spalle della capolista Geas Sesto San Giovanni. Laccorte fuori per Palmas e poi qui arriva l'anticipo da parte di Bolzano con Ribeiro da Silva, cercava di andare a caccia di questo pallone, rimessa dal lato con Laccorte che riceve la sfera in questo istante, pallone fuori per Laura Palmas, si propone dentro Gagliano che vuole questo pallone, cerca poi uno scarico intelligente sotto per Brusa, ci mette una mano però la difesa di Bolzano. 6:55 prima del termine del match, rimessa dal fondo per il San Salvatore con il pallone fuori per Michela Laccorte, mano sinistra per Laccorte, ora il tiro preso dal San Salvatore si trattava di Francesca Mura, stoppata allo scadere di 24 secondi, fall dall'altra parte
lo scarico in angolo per il tiro dall'angolo di Matic, errore ancora per Matic, fallo, recupera il pallone, stavolta vuole fare tutto da sola, trova il fallo della difesa che la manda in lunetta con 2 tiri liberi, può accorciare sul meno 20, fallo il primo libero a segno, punto numero 39 per Bolzano, ancora una chance a cronometro fermo per Sapi Fall che fa 2 su 2, 60 a 40 che diventa realtà dunque per Bolzano, quintetto di coach Fabrizio Staico, ricco di giocatrici che solitamente hanno meno minutaggio, parliamo in particolare di Palmas, di Mura. Abbiamo visto poi nel corso del terzo quarto anche live, magari rivedremo anche nel corso di questo finale. Nel frattempo è arrivato il canestro di Galliano per il 62esimo punto del San Salvatore, dunque con ampio margine ancora le ragazze di coach Staico amministrano senza patemi questo finale di partita. Scela da 3 punti, errore, rimbalzo conquistato da Galliano, poi il pallone per L'Accorte che chiama lo schema, in angolo c'è Mura che poi ribalta bene per mettere in ritmo Palmas, arresto e tiro di Palmas vincente, ottima esecuzione qui di Laura Palmas, time out Travaglini. Si torna in campo dopo il time out, sempre più 24 San Salvatore sul 64 a 40, il pallone ora oltre l'arco per Maddalena Ribeiro da Silva che cede poi la sfera all'indirizzo di Sapi Fall, va dentro Fall, l'errore, rimbalzo però per Cela che corregge e realizza il 42esimo punto della partita di Bolzano. Mura per L'Accorte, chiamato lo schema, ancora Michela L'Accorte. Osserva Galliano, serve però dall'altra parte Palmas, in angolo c'è ora Mura, ancora un ribaltamento per L'Accorte, sta per scadere il cronometro 24, tiro da 3 punti, preso, mandato a segno da Laura Palmas con energia in questa partita. Laura Palmas che trova dunque il punto numero 67 del San Salvatore. Attacca Bolzano ora con Matic che tiene il contatto, non trova per poco il canestro. Ivona Matic che dovrà accontentarsi di 2 liberi, primo libero per la giocatrice croata che va a segno, 67 a 43, ancora una chance per lei dalla linea della carità. Ivona Matic che sbaglia il secondo libero sul tagliafuori, è attenta Francesca Mura che tiene lì il pallone, lo porge poi a Michela L'Accorte che chiama vicino a sé Galliano, va poi da Mura, il pallone fuori ancora per L'Accorte che sceglie il corridoio di penetrazione centrale, poi lo scarico ottimo per Brusa che trova il lay-up del 69 a 43, senza problemi il San Salvatore mantiene le redini della partita, ora vantaggio di 26 lunghezze su Bolzano, qui rimessa dal fondo ancora in favore delle altoatesine, rimessa dal fondo di cui si incaricherà Broggio per Bolzano, rimessa dal fondo con un po' di ritardo perché c'è prima un conciliabolo tra gli arbitri e poi tra il signor Morassutti di Sassari e il tavolo degli ufficiali di campo. Broggio a eseguire la rimessa, prova a smarcarsi Ribeiro da Silva vicino a canestro, si va fuori invece da Cela sul blocco di Matic con la mano sinistra, il pallone perso però da Bolzano, rimessa in favore del San Salvatore che potrà eseguire con Francesca Mura. Buono anche l'impatto di Francesca Mura nel corso di questa partita. Ora in campo c'è anche Denise Pinna per il San Salvatore, tornata in campo, abbiamo già parlato di lei, classe 2001 alla ricerca del suo primo canestro in Serie A2. Denise Pinna qui perde il pallone in contropiede, Ribeiro da Silva si incarta un po' col pallone, trova lo scarico vincente, poi arriva il punto numero 45 di Bolzano, 69 a 45, allora il punteggio 3-42 per chiudere il match. Denise Pinna allora con grande soddisfazione del pubblico e delle compagne di squadra trova il suo primo canestro in Serie A2, dall'altra parte risponde Falli invece con la tripla, punto numero 48 per Bolzano, in precedenza a dare
insomma maggior entusiasmo al pubblico del Parabianna nel corso di questo finale ormai scontato. Ci ha pensato Denise Pina con il suo primo canestro in carriera a livello senior. Nata nel 2001, la giovanissima play guardia del San Salvatore ha ottenuto in questa stagione una particolare deroga che le permette di disputare un campionato senior in qualità di prospetto di rilevanza nazionale. 2,50 per chiudere il match. Matic con orgoglio ancora non trova però la via del canestro. Brusa qui perde la maniglia, recupera da Silva che poi subisce il fallo di Denise Pina, rimessa dal lato per Bolzano, il pallone per Ribeiro da Silva, poi fa circolare Broggio per Falle, ora ancora Ribeiro da Silva controllata proprio da Denise Pina, il pallone fuori per Cela che cerca di andare dentro, si torna fuori da Broggio, tiro dalla lunga distanza sbagliato, recupera il pallone Brusa, poi il possesso per Francesca Mura attende l'arrivo delle compagne, qui sul pallone si avventa Ivona Matic, lo tocca e permette comunque al San Salvatore di rimanere in zona d'attacco con una rimessa dal lato, si smarca Brusa, non trova il consegnato per Mura, Brusa che fa tutto da sola, prende il tiro, lo manda sul primo ferro, errore Matic percorre tutto il campo ad ampie falcate, poi falle da 3 punti, solo tabellone, rimbalzo conquistato poi da Denise Pina, fermata con il fallo da Ribeiro da Silva, rimessa dal lato per il San Salvatore, scorre veloce il cronometro, 2 minuti e 1 secondo al termine della partita, Gagliano sotto da Brusa, non trova però lo spazio per il tiro, Manuela Brusa, si torna poi da Denise Pina, ancora Pina in possesso del pallone, qui si ferma Palmas, forse un problema fisico per lei, corre in contropiede, Cela che realizza 2 punti 50 a 71, ora il punteggio, lamentava in precedenza un fallo ai suoi danni Laura Palmas, non accontentata però dagli arbitri. 1 minuto e mezzo, poco più al termine della partita, Gagliano da 3 punti, airball per Delia Gagliano, pallone che scorre oltre la linea di fondo, 1 minuto e 28 secondi prima del termine. San Salvatore ormai con in tasca la quarta vittoria in stagione, quarta vittoria che dunque le permetterà di salire a quota 8 punti in classifica. Qui Pinna, ancora Pinna che rischia di perdere il pallone sulla pressione di Cela, gli arbitri indicano la direzione di Bolzano, dunque palla recuperata dalla formazione biancorossa quando ormai il punteggio, come abbiamo già ricordato in più di una circostanza, è abbondantemente deciso. Bolzano che dunque non riesce a dar continuità al successo ottenuto in Terrassato sulla Mercede Alghero, Mercede fanalino di coda del campionato di Serie A2, ancora senza punti, l'unica compagine a non aver ancora assaporato il gusto della vittoria. Qui San Salvatore in attacco con lo scarico di Palmas sotto per Brusa, ultimo tocco della difesa di Bolzano, rimessa in attacco per il San Salvatore a 46 secondi e 2 decimi dal termine, rimessa dal fondo di cui si incarica Francesca Mura, il pallone per Palmas e poi dentro da Brusa che fa circolare per Gagliano, il tiro dall'angolo lo prende, ora Francesca Mura e lo manda a segno, altro canestro per Francesca Mura, buona mano dall'angolo per Francesca Mura, 73 a 50, ora il punteggio Cela per la compagna di squadra in maglia numero 14, si trattava di Desaler, errore, si lotta a terra con energia ancora in questo finale di partita nonostante il risultato sia abbondantemente deciso, vanno a terra Pinna e Ribeiro da Silva, rimessa dal fondo per il San Salvatore, 21 secondi 8 decimi al termine, cronometro che scorre, ormai hanno poco interesse a spingere le giocatrici in campo, ha interesse invece a trovare altri punti. Denise Pinna con grande personalità qui si getta dentro, poi lotta ancora su questo pallone vagante, non le fa certamente difetto la personalità. Pinna che però non riesce a trovare il tiro, San Salvatore comunque in attacco in questi ultimi 4 secondi e 6 decimi della partita, anzi Bolzano
che può chiudere in avanti questo match. Il tiro dalla lunga di Matic senza fortuna, finisce qui. Il San Salvatore batte il Basket Club Bolzano con il punteggio finale di 73-50, miglior marcatrice nelle fila del San Salvatore Francesca Russo con 13 punti a referto.